La loro vita rimane sospesa, inchiodata in un limbo che li condanna, orfani per sempre, eternamente vittime di un padre che ha ucciso la loro madre. Le loro aspirazioni, i loro desideri sono mortificati, vittime del dolore atroce, destinatari di un'etichetta che è stata appiccicata sulla loro pelle e che non riusciranno mai a staccarsi di dosso. E così c'è Elena, nome di fantasia, che voleva viversi la sua vita di adolescente, ma che per tutti rimane la figlia della donna uccisa da suo marito e getta fuori la rabbia facendo del male a se stessa. C'è Claudio che cresce con il terrore di riconoscersi un giorno in quel mostro di suo padre. C'è Maria che in casa non ha conosciuto che violenza e che per questo teme a sua volta di diventare vittima di quella spirale che ha schiacciato sua madre fino ad ammazzarla. Orfani per sempre. Per loro è stato attivato un progetto, Orphan of Feminicide Invisible Victims, che vede lavorare insieme 9 centri antiviolenza di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, 2 università, 4 strutture di ricerca, 2 enti del terzo settore e altrettanti enti pubblici. Abbiamo contattato tutti i ragazzi fino ai 21 anni le cui mamme sono state vittime di femminicidio dal 2009, racconta la referente del progetto Mariangela Zanni, presidente del Centro Veneto Progetti Donna di Padova. Abbiamo cominciato nel 2021 e ora seguiamo 16 ragazzi. Le difficoltà sono dall'inizio per convincerli a fidarsi di noi. Parliamo di bambini che si sentono abbandonati dalle istituzioni. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 19 aprile 2024. La prima notizia del giorno riguarda il dramma degli orfani di femminicidio. Vittime invisibili, così li aiutiamo, racconta Mariangela Zanni, presidente del Centro Veneto Progetto Donna di Padova, in un articolo della giornalista Laura Berlinghieri che compare sui quotidiani del gruppo NEM. Zanni spiega: si sentono abbandonati questi orfani di femminicidio, alcuni addirittura vengono affidati alle famiglie paterne contro la loro volontà. Il Centro Veneto Donna di Padova è capofila del progetto, come abbiamo letto nell'articolo di Laura Berlinghieri, un progetto iniziato nel 2021 che ora segue 16 ragazzi. Proseguiamo ora la rassegna stampa di oggi con un'altra notizia che troviamo sempre sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM in un articolo di Sebastiano Lanza. Basta morti sul lavoro, alla protesta di Roma la voce di 3.000 veneti. Saranno infatti in 3.000 dal Veneto per la manifestazione di domani a Roma per la salute, la sicurezza sul lavoro, il diritto alla sanità e la riforma fiscale. Una mobilitazione che vedrà intervenire i segretari nazionali Landini e Bombardieri di CGIL e UIL per dire basta morti sul lavoro, serve investire in formazione. Dopo gli ultimi infortuni mortali sul lavoro della centrale idroelettrica di Suviana, CGIL e UIL hanno prima indetto uno sciopero di 4 ore la scorsa settimana e domani torneranno in piazza. La situazione è drammatica, serve mantenere alta l'attenzione. In Veneto sono 4 gli infortuni mortali registrati da inizio anno, dato in miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2023, ma comunque troppo alto secondo i sindacati che puntano il dito verso i subappalti a cascata. A Firenze è stato addirittura difficile capire chi era morto e per quale azienda lavoravano, dichiara Igor Bonatesta, segretario organizzativo di UIL Veneto. Vediamo rapidamente i dati INAIL del 2023 sugli infortuni sul lavoro prima di proseguire con le altre notizie. Bene, in Veneto sono state oltre 69.000 le richieste al pronto soccorso, compresi gli infortuni nel tragitto casa-lavoro, in aumento rispetto al 2022 del 5,5%. Di questi sono stati 101 gli infortuni mortali, in aumento anche le malattie professionali riconosciute, più 20% nel 2023. Ebbene, questo per quanto riguarda la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e la manifestazione che si terrà a Roma domani, convocata da CGIL e UIL, proprio per dire basta alle morti sul lavoro. Ed ora voltiamo pagina e parliamo della crisi della maggioranza di Luca Zaia, la crisi interna alla destra che governa il Veneto e l'Italia. Una crisi che segue tensioni che si sono sviluppate nel corso degli ultimi mesi e che è esplosa nelle ultime 2 giornate quando
dopo una polemica tra Tajani e il ministro Tajani e il presidente della regione Luca Zaia sulla autonomia, il segretario regionale della Lega Alberto Stefani ha dichiarato che Forza Italia sarebbe in questo modo uscita dalla maggioranza che governa in Veneto. Subito la replica, la risposta dei forzisti che vediamo sui quotidiani di oggi. E allora partiamo dal Corriere del Veneto, dove il titolo chiarisce subito la posizione di Forza Italia. Tosi Lega, la lite continua, Forza Italia fuori dalla maggioranza? Sì, ma ormai da 4 anni. Il forzista, Flavio Tosi, segretario regionale di Forza Italia, accusa il presidente della regione, dice: noi siamo stati esclusi da Zaia fin dall'inizio della legislatura. Il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Villanova ribatte e attacca Forza Italia dicendo: il problema è proprio Flavio Tosi. Vediamo gli altri quotidiani. Il Gazzettino: Forza Italia e Lega, la frattura si allarga e noi esclusi da Zaia, dicono i forzisti. L'accusa che gli viene rivolta invece dai leghisti è che Forza Italia voglia solo posti e poltrone. Secondo Tosi, Zaia non ha mai convocato un vertice di maggioranza, mentre Forza Italia si è sempre comportata in modo leale. Il capogruppo della Lega sottolinea: in politica i numeri contano. Questo per dire in qualche modo che Forza Italia, avendo ottenuto un basso risultato alle regionali del 2020, non poteva richiedere ad esempio un assessore nella giunta Zaia o altri incarichi. Stefani, il segretario regionale della Lega, rincara la dose, dice: volete fare opposizione, ditelo. Insomma, un centrodestra che litiga con però qualcuno che cerca di fare da pacere, come ad esempio il sindaco Bano di Noventa Padovana, leghista, dice: abbassiamo i toni, dopo Padova, Verona e Vicenza rischiamo di farci male anche in regione. Ma soprattutto a fare da pacere è il terzo alleato, ovvero Fratelli d'Italia, con il suo coordinatore regionale Luca De Carlo, che dice: basta con la gazzarra, sediamoci a un tavolo o il PD se ne approfitta. De Carlo rilascia 2 interviste, una ai quotidiani del gruppo NEM e una al Gazzettino. Partiamo da questa. Secondo il coordinatore di Fratelli d'Italia, il problema tra Lega e Forza Italia è che uno è in calo e l'altro sgomita, ma così stanno esagerando. E sull'autonomia il commento di De Carlo ancora più tranchant. Secondo il segretario regionale dei Meloniani si tratta soltanto di un pretesto, è una lite fra partiti e persone in vista del voto. Esclude anche che ci siano riflessi sugli assetti nazionali. De Carlo la vede come una cosa locale e fuori luogo. I veneti sono stufi di questo teatrino, con percentuali bassissime abbiamo saputo aspettare, dice riferendosi a Fratelli d'Italia. È così la democrazia alle regionali 2025, queste percentuali per Fratelli d'Italia saranno più alte. Vediamo ora i quotidiani del gruppo NEM, appunto. De Carlo veste i panni del mediatore, i nostri elettori non amano le liti, il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia fa un appello alla ricomposizione e alla ragionevolezza. Qualche segnale di tensione l'avevamo colto, dice De Carlo, nella trattativa sulle scelte relative alle comunali, dove effettivamente in molti casi il centrodestra si è spaccato con candidati addirittura contrapposti. E ora De Carlo dice: ambo le parti abbassino i toni. Parlo degli attacchi di Tosi a Zaia e delle pretese della Lega sui candidati sindaci. Non prevedo ripercussioni sulla regione, aggiunge però De Carlo. Forza Italia non ha assessori né presidenti di commissione, afferma, confermando in qualche modo la tesi, la versione proprio del forzista Flavio Tosi, che appunto anche sui quotidiani del gruppo NEM vediamo ribadire il suo attacco, meglio la sua tesi. È Zaia che ci ha esclusi dalla sua maggioranza. Flavio Tosi quindi rovescia le accuse. Secondo il forzista, Berlusconi coinvolgeva tutti i partiti e invece Forza Italia in regione, nella regione governata da Zaia, non è mai stata presa in considerazione. Secondo il segretario azzurro, Zaia ha attaccato di continuo il nostro coordinatore Tajani sia sul terzo mandato sia sull'autonomia. Parla anche il consigliere regionale di Forza Italia, Boron, ex leghista, che dice: Stefani e Zaia dovrebbero iniziare a confrontarsi con noi anziché criticare e minacciare di dividere
la maggioranza. Poi i quotidiani del gruppo NEM raccolgono alcune dichiarazioni di altri esponenti della Lega invece, che tra l'altro parlano di nemici subdoli e sleali, quindi esplode la rabbia leghista. Secondo Centenaro, ad esempio, consigliere regionale leghista, Forza Italia è irrispettosa degli alleati. Riccardo Barbisan, vice segretario della Lega del Veneto, commenta Forza Lega. Gli articoli per i quotidiani del gruppo NEM sono di Laura Berlinghieri e di Filippo Tosato, che ha intervistato De Carlo, mentre sul Gazzettino le firme sono di Alda Vanzan e Angela Pederiva. Con questo concludiamo questa parte dedicata alla politica regionale e alle tensioni, agli scontri interni al centrodestra di Luca Zaia. Concludiamo anche la rassegna stampa di oggi con due notizie flash. La prima arriva da Padova, la troviamo sul Corriere del Veneto. Armi, guerra e polemiche, quella statua con il fucile che divide, è un omaggio agli alpini, la faremo. Padova, la giunta si spacca sull'opera da collocare nel parco, richiami bellicisti secondo alcuni assessori, ma il sindaco non arretra. Allora vediamo la vicenda riassunta da Silvia Madiotto nel Corriere del Veneto di oggi. 4 anni fa gli alpini padovani chiedono al sindaco un monumento. Giordani incarica lo scultore greco di ringraziare l'impegno delle Penne Nere per la comunità cittadina. A poche settimane dall'inaugurazione del progetto, mai visto in giunta, fa esplodere un caso, il fucile dell'alpino. In un periodo in cui infuriano guerre in più paesi, in più parti del mondo, e quindi il progetto trova l'ostacolo di 3 assessori in giunta. Nella giunta comunale la collocazione scelta è il nuovo parco Tito Livio tra la stazione e gli Scrovegni, vicino a un'area di gioco per i bambini, altro elemento di conflitto. L'inaugurazione sarà a maggio, scrive sempre Silvia Madiotto sulle pagine del Corriere del Veneto, dove è riportata anche la voce dell'artista. Secondo lo scultore greco, il soldato appoggia l'arma dopo la guerra e guarda al futuro. In effetti nella statua la posizione dell'alpino è proprio questa, con il fucile appoggiato a terra e una mano alta a proteggere gli occhi dal sole. Quindi questa è l'interpretazione dell'artista. Il Corriere del Veneto riporta anche 2 commenti, uno a favore e uno contro la statua. Marco Mondini, storico, professore associato al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università di Padova, dice: ipocrita nascondere le armi, sono soldati, non folklore. E invece Beppi De Marzi, musicista, compositore e direttore di coro, dice no alla statua e spiega perché i monumenti parlino di pace, ora basta con i simboli militari. Andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi con l'ultima notizia, che riguarda invece la sanità. La regione vara il nuovo piano per ridurre le liste d'attesa. La consigliera regionale del PD, Anna Maria Bigon, ricorda che i cittadini hanno la possibilità di rivolgersi all'ULSS per ottenere una visita in libera professione quando non viene rispettata la priorità contenuta nella ricetta, pagando comunque solamente il ticket. Il direttore generale della sanità veneta, Anni Chiarico, dice: si tratta di una legge che è applicata dal 1998, entro 2 mesi le ULSS attueranno i percorsi organizzativi. La notizia anche sul Corriere del Veneto, oltre che sul Gazzettino, dove l'articolo è di Angela Pederiva. Ma appunto vediamo il Corriere del Veneto rapidamente. Pronto soccorso e liste d'attesa, reclutati 500 liberi professionisti, sostituiranno i medici gettonisti. Secondo il DG il bando ha avuto un esito oltre le aspettative, le assunzioni arriveranno a breve. Abbiamo selezionato anche anestesisti, pediatri, ginecologi e per gli ambulatori, oculisti e dermatologi. Entro il mese vorrei chiudere la partita del personale al pronto soccorso, a maggio in altri reparti, dice Anni Chiarico. L'articolo qui è di Michela Nicolussi Moro. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.